Proviamo a giustificare questa sconfitta netta del Camarat contro il Ribera. No, non c'è niente da giustificare. Sono stati superiori nella prima mezz'ora, sono stati bravi a realizzare 3 gol, è chiaro che subito la partita si è messa in salita. Rimontare 3 gol non era facile, purtroppo è nata una giornata storta, loro sono stati bravi, noi siamo stati poco tranquilli e poco sicuri e in effetti la sconfitta ci sta tutta. Cosa succede al tuo Camarat? Forse manca un po' di tranquillità? No, non manca niente, la tranquillità c'è, purtroppo avevamo abituato gli addetti ai lavori, ai tifosi a delle belle cose. In tutte le cose nella vita c'è sempre un momento negativo. Il momento negativo è mancanza dei risultati. È chiaro che non siamo abituati alla mancanza dei risultati, si è un po' confusi, però piano piano cercheremo di uscire fuori da questa situazione. Guardando la classifica, adesso il Camarat è in zona play-out. Te l'aspettavi? Ma dico io, non sono uno di quelli che si tira indietro. Io dico sempre che faccio i play-off. Ma lo dico con la massima convinzione e sicuro dei miei mezzi. Io sono convinto che farò i playoff, anche se in questo momento la classifica ci dà per la zona playout, però io sono tranquillo che farò i playoff. L'addio di Previtera al Camarat, quanto amaro in bocca ti lascia? No, niente, ognuno nella vita è libero di fare quello che vuole. A me dispiace perché in effetti dopo 10 anni che siamo stati insieme, momenti belli con lui, i suoi genitori, un ambiente tranquillo, prendere queste decisioni in questo momento, giustamente io lo accetto, la rispetto ed è giusto così. Posso augurare io a nome mio, della società e dei tifosi un sereno in bocca al lupo e che si prende delle belle soddisfazioni che si è presa a Camarata. Il risultato un po' troppo pesante secondo me per il Camarat. La partita giocata a viso aperto da ambedue le formazioni. Noi diciamo che siamo stati bravi a interpretare bene la partita e a realizzare quelle azioni che ci sono capitate. Siamo stati molto cinici, molto ospitati sotto porta. Diciamo che è andata bene oggi tutto sommato, dai. Migliore difesa del campionato, il Ribera, 2 gol subiti. Sì, noi lavoriamo molto in settimana sulla fase difensiva perché il mister è un ex difensore, anche se gioca tuttora, però ha calcato campionati professionistici, quindi cura molto la fase difensiva. Quando la squadra riesce a muoversi bene i risultati si vedono. Adesso il Ribera è in zona playoff, dove vuole e dove può arrivare questa squadra? Noi guarda, siamo una squadra giovanissima, siamo una neopromossa e non ci facciamo tante illusioni perché 2 anni fa eravamo in questa situazione di classifica, poi alla fine il girone di ritorno è tutto un altro girone e siamo stati risucchiati, poi siamo anche retrocessi, quindi viviamo alla giornata, cerchiamo di fare più punti possibili per arrivare alla salvezza il prima possibile, poi se riusciamo a prenderci qualche soddisfazione che ben venga. Cosa salvare per il Camarat da questa partita? Ma dalla partita di oggi credo che si possa salvare niente, però i ragazzi devono stare tranquilli, noi come società cercheremo in settimana di starci vicino, perché questa squadra ha bisogno di essere tranquilla. Siamo una squadra nuova e giovane, quindi questo problema poteva anche capitare, quindi io credo che oggi il Ribera abbia fatto nel primo tempo 3 tiri in porta, noi abbiamo sciupato delle occasioni, una traversa con Portella, un rigore sacrosanto è negato, quindi credo che se l'arbitro ci dava quel rigore sacrosanto, ripeto, la partita poteva anche cambiare. Adesso il Camarat è in zona play-out, ve l'aspettavate? Sinceramente no, non te ne negarlo, però questa squadra saprà reagire sotto la cura del nostro mister, saprà riprendere il cammino che abbiamo iniziato. Credo che la squadra abbia tutti i mezzi, poi se il mister ritiene di poter operare in questo mercato di dicembre lo accontenteremo.